Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Arrivano i dati definitivi sulle elezioni europee per quanto riguarda la circoscrizione Isole, 2 seggi per Fratelli d'Italia e Forza Italia, 1 per PD, Movimento 5 Stelle, Lega e Alleanza Verdi e Sinistra. Nessun rappresentante sardo eletto, a Strasburgo andranno solo siciliani. Il partito più votato in Sicilia è Forza Italia, con il 23,73% davanti a Fratelli d'Italia che si ferma al 20,19%. Azzurri, che integravano nelle loro liste Noi Moderati, la nuova DC di Cuffaro e l'MPA di Raffaele Lombardo. Quest'ultimo ha sottolineato come tale apporto sia stato fondamentale per ottenere il primato in Sicilia. Non solo europee, in Sicilia si vota anche in tanti comuni per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Gli spogli vanno molto a rilento, ma per quanto riguarda Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto, è avanti il candidato di centrodestra Tesauro. Passiamo alla cronaca. Con il processo sullo stupro di gruppo a Palermo, i giudici della seconda sezione del Tribunale palermitano hanno accettato la richiesta di procedere con il rito abbreviato per i 6 giovani imputati. A luglio l'udienza in cui la vittima sarà risentita in aula. E chiudiamo con il meteo. L'estate è entrata a gamba tesa sulla Sicilia, che anche domani vivrà una giornata molto calda con temperature ben oltre i 30 gradi in diverse province. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti e arrivederci.